I monti delle Madonie in salita come la strada delle protagoniste di questo derby. Bisogna dare una svolta, amici di Sportissili. Ciao da Salvo Geracci, siamo live dal Luigi Failla di Castelbuono, provincia di Palermo, e super giovane Lascari Cefalù, nona giornata del girone A di eccellenza siciliana. Il tiro dalla distanza centrale di Thomas Prestianni. Pallone in mezzo, primo palo, Crisafulli in angolo, Mucchio in area, pallone alto, colpo di testa, centrale di Mazzola, a sinistra Mendia, il cross in mezzo, colpo di testa debole di Maltese, abbastanza libero Orosco, pallone per Prestianni, sguardo verso la porta, calcia Prestianni, Maltese aspetta i palloni profondi, prima li scarica, poi il pallone per Cabrera, avanti, davanti la porta, Palazzo, fallo sì, e c'è il cartellino rosso per Raffaele Palazzo, clamoroso, con il Lascari in 10, Cabrera verso la porta, il gol, il primo in Italia per Marc Cabrera, il classe 2005, sblocca la partita, la sblocca la super giovane, 1-0. Attenzione al lancio lungo, molto buono, scavalcato Campodonico di testa, Lorenzoni, Pennisi, Fazio si abbassa un po'. Il passaggio di Prestianni per Cabrera, fermato da Macaluso, arriva anche Ronde che praticamente la rimette in gioco, la riprende la super giovane Prestianni, super giovane che vuole riprovarci, parte Orosco, il tiro con Crisafulli in angolo, apertura verso Lorenzoni, Lascari in contropiede quasi, pallone allargato per Ferdinando Maniscalchi, entra in area, doppio passo, Maniscalchi fino in fondo, il cross in mezzo, situazione molto complicata in casa giallorossa, occhio al colpo con la mano, calcio di rigore per il Lascari Cefalù, Fazio alto, il Lascari aveva un'opportunità, l'ha fallita, prova la finta Corda, in anticipo la super giovane in mezzo al campo, pallone profondo, posizione regolare per Ronde, va fino in fondo, Ronde, secondo palo fuori, Villetta, Cabrera non può passare con la presenza di Corda che allarga a cercare Ferdinando Maniscalchi, c'è la gestione da parte sua, c'è il tiro largo, Cabrera, viene chiesto il tiro da parte sua, Crisafulli, Cabrera, spazio sulla tre quarti per la super giovane, calcia Cabrera, ha sfiorato il palo, Gambino la lascia passare, Villetta in mezzo, dietro, Cabrera, il gol della super giovane, eccolo qui il raddoppio, la chiude il protagonista di oggi, Marc Cabrera, 2-0. La battuta alta di Maltese, lancio lungo, Ronde, posizione regolare, va verso la profondità, trattenuta di Barbara, ci prova ancora il Lascari, pallone girato dall'altro lato, con il tiro provato, si reclama un tocco di mano, ed eccolo qui, il triplice fischio, la super giovane Castelbuono batte il Lascari Cefalù 2-0, decide la doppietta di Marc Cabrera.